Beh, diciamo quando ero piccolo sicuramente sono stato un creativo, quindi una persona che si arrangiava a fare un po' tutto. Sono Adriano Lio, avevo 19 anni, era il 1989, quando assieme ai miei fratelli, con tanta energia e tanta follia, abbiamo iniziato questa attività che ha dato vita a Lio Factory. Lio Factory si trova a Vas, in provincia di Belluno, quindi in Veneto. È un'azienda artigianale, con grande orgoglio lo dico, che produce occhiali molto particolari di design, dove c'è molta ricerca e molta creatività. Beh, diciamo l'orgoglio veneto c'è e ci sta, perché comunque il Veneto nel dopoguerra sicuramente è stata tra le regioni più povere d'Italia, oggi con grande vanto è tra le più ricche d'Europa. Oggi Lio progetta e crea i propri prodotti nel nostro territorio, quindi il Veneto. Ci tengo a dire il Veneto perché comunque non è un discorso politico il mio, ma proprio un discorso di origine, quindi dove noi produciamo. In Italia ci sono state molte crisi, la nostra risposta sicuramente è stata quella di cercare di trovare delle soluzioni. Una di queste è stata investire in nuove tecnologie e soprattutto tirare fuori quello che era il nostro punto di forza, nel caso mio la creatività e il design. L'azienda oggi tratta 3 marchi. Uno di quelli che essendo più mio sicuramente è Io Unconventional, perché è un marchio legato al nostro io. In un mondo globalizzato dove ci vogliono tutti uguali, l'essere se stessi e l'essere diversi per me è un punto di forza. La nostra azienda è stata premiata, abbiamo preso tantissimi premi negli anni. Questa è la mia storia, scusa, mi emoziona perché comunque è una cosa a cui mi sento dentro. È qualcosa di forte, proprio in questo momento poi dove si parla di tutto quello che sta succedendo nel mondo, che è fatto proprio di territorio, quindi significa proprio le fatiche che i nostri padri hanno fatto e quello che ci hanno saputo lasciare. E la vita poi è un percorso dove comunque, è una staffetta dove comunque ognuno di noi poi deve lasciare i propri figli e ai propri figli quello che è stato il suo sogno, è stato il suo percorso di vita. E mi sento di dire che oggi per me la mia terra è qualcosa di forte.